746esima edizione vuol dire storia, vuol dire tanto impegno, vuol dire tanta passione che è riuscita l'amministrazione comunale di Bovolone in tutti questi importanti anni a offrire al mondo dell'agricoltura con la consapevolezza della cultura contadina, ma anche nella capacità di innovarsi con le esposizioni e anche delle ultime novità in termini di innovazione, di tecnologia e anche con quel confronto salutare che è importante nei momenti di difficoltà, ma anche nella capacità di riuscire a proporre delle nuove possibilità di far sinergia anche nel mondo dell'agricoltura con quella filiera straordinaria che abbiamo dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze che vengono così esposte e messe a disposizione di tanti cittadini che non solo da Verona si riversano a Bovolone, ma anche riusciamo a intercettare questo turismo che arriva dalla vicina Emilia Romagna e dalla Lombardia, quindi vuol dire che c'è un apprezzamento di uno sforzo che è importante, ma soprattutto anche di una varietà che ogni anno di offerte viene messa a disposizione non solo dei cittadini di Bovolone, ma di tutto l'intero Veneto. Un orgoglio importante per l'agricoltura, un orgoglio per la provincia di Verona e quindi l'appuntamento non mi rimane che come dire, rinviarlo all'1 e al 4 di febbraio quando saremo tutti a Bovolone a festeggiare l'agricoltura e soprattutto la fiera di San Biagio. Con grande orgoglio siamo qui oggi a presentare la nostra storica Fiera di San Biagio, la 746esima edizione, in questo bellissimo palazzo che rappresenta tutta la regione del Veneto, grazie ai consiglieri Bozza Alberto, Rio Filippo e Andreoli Marco che ci hanno accolto con orgoglio e con soddisfazione anche loro perché rappresentiamo non solo Bovolone ma tutto il territorio veronese ma tutta la regione Veneto. Quanto è importante l'agricoltura lo sappiamo, ma quanto è importante tutta la filiera produttiva sia da quello che arriva dalla terra e poi si trasforma nell'alimento che portiamo nelle nostre tavole, perché noi arriviamo dalla terra ma poi il mondo è cambiato e quindi noi la fiera è un volano, è una filiera in tutta la produzione industriale, produttiva e artigianale e quanta cultura porta questa fiera e quindi invitiamo tutti a partecipare perché lavoro tanto e quindi ringrazio da subito tutta la mia squadra che ha creduto in questo grande evento, ai due delegati Remo Rizzotto e Cazzola e Giorgio, ma gli assessori, il grande lavoro di Silvia Trarivi, l'assessore, e di Camarda Vincenzo, ma tutta la squadra qua abbiamo dimostrato un vero gioco di squadra e grazie agli organizzatori che hanno creduto perché sappiamo che è un impegno economico e hanno creduto a questo evento, quindi a Studio Grandi Eventi, nella figura di Alessio, nella figura di Diego che ringrazio con il cuore perché stanno mettendo il cuore e l'anima, ma un grande grazie va a tutti gli sponsor perché se abbiamo dato copertura a questa fiera sappiamo che le fiere e le sagre ormai sono in difficoltà perché le amministrazioni sono in difficoltà a livello di bilancio, ma grazie agli sponsor, a tutte le aziende che hanno creduto a questo evento, vuol dire donare credibilità, perché tutti quelli che oggi aprono la loro azienda, le loro botteghe, vanno nelle loro campagne e voler supportare questi eventi vuol dire credere nell'amministrazione, credere nella comunità e credere nel territorio. Dobbiamo portare avanti per i nostri giovani. Vi aspettiamo a Bovolone dall'1 al 4 febbraio. Noi ci occupiamo del lato organizzativo su tutti i fronti. La Fiera di Bovolone è la 746esima, sarà un'edizione molto variegata. Avremo la possibilità di ospitare un'ampissima area espositiva di 250 espositori suddivisi tra settori agricoli, settori alimentari, villaggio dei sapori, quindi con un'ampia offerta di prodotti tipici e di aziende dedicate al settore agroalimentare. Oltre a ciò un'area dedicata agli intrattenimenti, quindi la parte della rievocazione storica di una vecchia fattoria di Pontoglio con dei figuranti, con la possibilità di interagire anche con gli stessi figuranti e quindi anche con gli animali e avendo la possibilità di avere in fiera un'occasione di questo genere, e un'ampissima area street food, quindi con gusti di tutti i generi, ospitando anche sia le tradizioni ovviamente del Veneto, ma anche non solo, ospiteremo anche degli espositori anche da fuori regione. Avremo poi per quanto riguarda la domenica il tradizionale storico mercato degli ambulanti con più di 150 espositori, quindi un evento anche quello imperdibile, e oltre che il villaggio della creatività che si svolgerà nel
centro storico per far vivere anche il centro storico del paese. Quindi si prevede il coinvolgimento anche di famiglie e di bambini oltre agli operatori di settore? Assolutamente sì, famiglie e bambini, ci sarà la possibilità di effettuare il battesimo della sella, la possibilità di entrare in una fattoria didattica per entrare a contatto proprio con gli animali e la vecchia fattoria di Pontolio, che è una rievocazione storica che ospiteremo durante i giorni della manifestazione. Oltre a ciò ci sarà un ampissimo Luna Park in una piazza adiacente ed un trenino che comodamente si potrà parcheggiare anche nelle periferie, perché questo trenino andrà a collegare diversi parcheggi dislocati sul territorio per portarli sia in piazzale Aldomoro, dove ci sarà diciamo, l'esposizione agricola e l'esposizione agroalimentare col villaggio dei sapori, oltre che l'area Luna Park dedicato alle famiglie, quindi con tantissime giostre di intrattenimento per grandi e piccini.